Nell'ambito del trentennale della fondazione della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, si è svolto oggi ad Agrigento un interessante convegno dal tema l'influenza della religione nella lotta alla mafia, che ha accompagnato negli eventi anche l'inaugurazione della mostra fotografica recante i momenti più salienti della storia della DIA dalla sua fondazione ai giorni nostri. A moderare l'incontro il collega Franco Castaldo, tra i relatori il direttore della DIA Maurizio Vallone, il procuratore della Repubblica di Agrigento Patronaggio, Monsignor Alessandro Damiano, vescovo della città, il capo dipartimento ufficio immigrazione del Ministero degli Interni di Bari, il vice direttore amministrativo della DIA Antonio Basilicata, presidente dell'Accademia Pontificia Mariana Stefano Cecchin. Prima dei saluti di rito un minuto di silenzio è stato fatto in memoria del poliziotto tragicamente ucciso per un incidente in Sardegna durante un'esercitazione, l'agrigentino Sergio Di Loreto. Quindi saluti del direttore del parco Roberto Sciarratta e del prefetto Maria Rita Cocciufa. Io credo che la scelta di Agrigento non sia una scelta casuale. È un evento importante che dà anche lustro alla città e riconosce in un certo senso il grandissimo lavoro che è stato fatto dalla DIA in questi 30 anni, anche in questa nostra realtà, in cui è importante leggere anche i fenomeni, oltre che ovviamente combatterli. Questa è la città di quel discorso famoso di San Giovanni Paolo II che ancora risuona nelle nostre orecchie, ma è anche la città del giudice Livatino, quindi è un bel segnale che oggi parte da Agrigento, tra l'altro su un tema assolutamente anche difficile, direi, che costituisce quasi una sfida. Io credo che l'incontro di oggi saprà anche dare delle risposte significative sotto questo profilo. Abbiamo deciso di festeggiare il trentennale della nascita della DIA attraverso una mostra itinerante che si fermi in ogni città dove c'è una sede DIA e possa spiegare alla cittadinanza, ai studenti in particolare, qual è il ruolo della DIA e quanto sia importante in questo momento contrastare le organizzazioni mafiose. Le organizzazioni mafiose non sono morte, sono soltanto in un momento di sommersione perché in questo momento vogliono fare affari, vogliono acquisire appalti, vogliono acquisire posizioni di potere senza bisogno di utilizzare l'esplosivo, senza bisogno di utilizzare i Kalashnikov, ma semplicemente infiltrandosi nell'economia legale. Il nostro ruolo è quello di impedirlo, impedire che possano prendere i soldi del Recovery Fund, dei fondi europei che stanno arrivando in questo momento e lo stiamo facendo efficacemente attraverso l'azione di contrasto sia preventiva che giudiziaria. Da Agrigento ha ricordato, è partito il monito di Giovanni Paolo II, verrà un giorno il giudizio di Dio, che è rivolto sicuramente agli uomini, alle donne che coinvolti nel fenomeno della criminalità organizzata, della mafia si chiama qua in modo diretto, della mafia, ma è un monito che riguarda in verità tutti noi nel nostro agire, nel nostro pensare prima, nel nostro agire dopo. Secondo quale logiche pensiamo, da lì nascerà il nostro agire. E questo monito che verrà un giorno il giudizio di Dio, veramente è per tutti. Che il trentennale della DIA è un trentennale importante, perché la DIA ha rappresentato una svolta nelle indagini di un certo tipo, nelle indagini di mafia, per cui è un trentennale a cui volevo partecipare. Importante anche il tema che è quello delle religioni con l'impatto nella lotta alla mafia. È un tema nuovo, è un angolo nuovo perché non si parla soltanto della religione cristiana cattolica ma si ha uno sguardo più allargato a tutte le religioni e questa è una peculiarità di questo tema. Tutte le religioni tradizionali tutelano l'uomo, ritengono che l'uomo sia intoccabile, tutte le religioni tradizionali e dunque partendo da questo pilastro e aggiungendo l'altro pilastro che tutte le religioni quando entrano in contatto con uno Stato si fanno esse stesse Stato, si fanno esse stesse organizzazioni per cui ripudiano la violenza, questi due pilastri ci conducono a dire che l'importanza della religione e della cultura religiosa e la formazione dei giovani è fondamentale per la lotta alla mafia. È una occasione importante, il trentennale della DIA, che oggi ad Agrigento celebra con un convegno importante. Il tema è l'influenza della mafia e delle religioni nella lotta alla mafia e non è una scelta
casuale quella di averla fatta ad Agrigento, perché ad Agrigento, lo ricorderete, c'è stato l'anatema di Papa Giovanni Paolo II, famoso convertitevi, rivolto ai mafiosi, e quindi è un'occasione di doppia importanza per il tema trattato e perché viene trattato proprio ad Agrigento, perché da quel giorno è certamente cambiato il modo di intendere la lotta alla mafia, è cambiato con azioni propositive, con azioni di sdegno e di ferma condanna. Ecco, noi ci siamo impegnati da 2 anni ormai nella lotta contro la mafia, creando un dipartimento di analisi, monitoraggio e studio sui fenomeni mafiosi e criminali chiamato proprio Liberare Maria dalle mafie, essendo un'accademia pontificia dedicata alla Vergine, proprio perché vogliamo dare una nuova sensibilità anche e soprattutto dentro la Chiesa su questo fenomeno che molti credono che sia finito o che è una realtà solo del Sud Italia, ma soprattutto pensano che è una realtà solo del governo, delle forze dell'ordine, invece è una realtà che riguarda tutti noi e soprattutto anche le persone di Chiesa che sono chiamate a vegliare sulla coscienza delle persone, suscitare la coscienza delle persone, i sentimenti, sappiano dare questa informazione e formazione al popolo di Dio proprio perché si unisca a noi, perché quello è il punto fondamentale, dobbiamo essere uniti, associazioni, Chiesa, Stato, tutte le realtà, i magistrati, polizia, carabinieri, in questa opera ed è questo il nostro compito, quello di formare. Abbiamo creato nel nostro sito dell'Accademia già 23 volumi della storia delle mafie che si possono scaricare gratuitamente e tutta una serie di materiale che continueremo a dare. La libertà è un valore enorme. Lei parla di essere liberi. I migranti vengono trattati secondo ciò che è disciplinato dalle leggi, dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali e dalla Dichiarazione dei diritti degli uomini. Questo è il tema vero, cui noi dobbiamo sempre tenere presente. Ovviamente l'equilibrio che bisogna sempre raggiungere riguarda sempre sicurezza e accoglienza ed è lo sforzo che il Ministero dell'Interno si impone di fare tutti i giorni e mi pare che qui ad Agrigento c'è una bellissima lezione di questa dignità che sta avvenendo senza alcuna difficoltà. Guardi, oggi è l'occasione per celebrare il trentennale e per ricordare quanto la religione venga usata da tutte le mafie per creare maggiore adesione nei loro componenti e soprattutto perché Agrigento? Perché come lei ha ben ricordato Papa Giovanni Paolo II nel 93 in quel famoso discorso disse convertitevi a tutti i mafiosi e fece una grande accusa contro i mafiosi. Quindi è stato scelto Agrigento per questo delicato tema perché vogliamo capire quanto la religione viene utilizzata dalle mafie e quanto invece la religione, quindi tutti i componenti dei cleri possono influenzare la lotta alla mafia. Nome e cognome per i titoli, gentilmente? Io sono il generale Antonio Basilicata dei Carabinieri e sono il vice direttore amministrativo della DIA.